E benvenuti in questo spazio dedicato a mamme e neonati, ma come vi avevo detto la scorsa volta, oggi ho deciso di dedicare tutta la puntata alla figura del padre e lo facciamo col dottor Gabriele Cont, neonatologo della terapia intensiva neonatale del Burlo Garofalo. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, ma quando si inizia a parlare di padre e figlio nella storia? È una gran bella storia questa, inizia da lontano. I nostri progenitori non avevano il concetto della partecipazione attiva del maschio nella procreazione. Pensavano più che altro che fosse un effetto di fenomeni naturali, il sole, la luna, la pioggia, il vento, le stelle. Questo concetto che la partecipazione del papà sia un qualcosa di veramente attivo avviene tardi, nel Neolitico. E nel Neolitico il maschio prende consapevolezza di sé e si crea però quindi una figura del padre che diventa un padre onnipotente, assoluto, ha potere di vita e morte su moglie e figli. E questo ruolo del padre acquisisce anche un ruolo giuridico, tant'è vero che si ritrovano degli scritti, il ruolo giuridico del padre lo si ritrova nelle vecchie e antiche leggi babilonesi, assire, egiziane, ebree. Il primo vero documento scritto che parla di una storia tra un padre e il proprio figlio risale a 4000 anni fa, Mesopotamia, la culla dove si suppone, no, sia nata la scrittura e quant'altro, ed è il primo capisaldo, primo racconto che parla di questa relazione. Poi ci sono anche degli scritti in India intorno al 1500 a.C. Certo, è un ruolo di padre padrone, un padre assolutista, e questo ruolo ce lo teniamo con noi a lungo nello scorrere. Adesso le cose sono un po' cambiate. Decisamente. Infatti questi ultimi 40 anni, dove grandi sono state le evoluzioni del genere umano tecnologico, ma non solo, anche di consapevolezza, vedono anche proprio questo cambiamento del ruolo del padre, che da padre padrone assolutista, puramente normativo, con gli anni 70, rivoluzione sessuale, diventa anche un padre assente, è un padre che procrea e va, scappa, non c'è più, c'è la madre che gestisce il tutto, fino ai giorni nostri, alla cultura nostra occidentale, dove il padre invece, la Gentieri ce lo dice, diventa quasi un padre materno. Fa tutto. Fa tutto, è vero, fa tutto. Ma questo tutto lo intendo come se prima la madre aveva un ruolo quasi a 360 gradi, adesso il padre ha preso un po' di questi gradi, Sì, se possiamo dire così. Ha imparato, sì. Ha imparato a essere accudente anche lui. Poi si aprono delle altre problematiche, nel senso che se nessuno dà le regole, prima era un padre che regolava tutto. E le regole sono importanti, quindi è vero che è importante la partecipazione del papà nell'accudimento, nell'essere empatico, ma ogni tanto qualcuno le regole deve mettere, perché altrimenti il limite del superio del bambino non trova limiti e quindi ha bisogno di essere contenuto per trovare la sua identità. Ecco, lei adesso ha detto questa cosa qui, mi viene una domanda da farle. Perché molte volte il bambino rispetta più la voce del padre rispetto alla madre? Perché il papà si pone con un tono, probabilmente, no? Io sono un papà, lei probabilmente diventerà a breve una mamma, quindi io e lei siamo genitori anche in funzione dei bambini che eravamo
e dell'esempio, del modello genitoriale che abbiamo ricevuto, no? E quindi il mio papà, che è nato nel 1935, veniva da una generazione dove veramente il papà era normativo, Sì. rigido. Una figura più, come si dice, autorevole, non autoritaria, autorevole. Sì, forse agli inizi del Novecento era anche autoritario, comandava lui. Io ho avuto la fortuna di avere un papà che veniva da una cultura contadina, difficile già di per sé quella vita lì, che però era un papà accudente. Detto questo, quando papà guardava non serviva neanche parlare, quindi perché i bambini obbediscono di più alla parola del papà, a volte non serviva neanche parlare. Io vedo con i miei figli, quando faccio quello sguardo che ho imparato a capire da bambino, non vengo tanto preso in considerazione, devo alzare un attimino il tono di voce, però questo più che altro probabilmente è un problema mio di genitore, non del bambino sì, che è lì che ascolta. Che è in balia. Esatto. Poi c'è una cosa bella, ad esempio il sostegno che la mamma dà al bambino, in genere è un sostegno, no, da un punto di vista psicoanalitico, orizzontale, che va a creare un nido caldo, dolce, di protezione. Il sostegno che il papà dà invece è un sostegno verticale. Perché questo? L'importanza ad esempio del gioco, del volo. È il papà che lancia in aria il bambino, la mamma tende più a rivolgerlo verso l'interno ed è il papà quello che lo rivolge verso l'esterno. Ti do gli strumenti, insieme il genitore maschile e il genitore femminile partecipano a creare una base solida di protezione e poi il papà però si comporta in maniera diversa, ti dà gli elementi per farti scoprire il mondo. È una struttura, è come se fosse una struttura verticale il padre. Esatto. Senta, dottor Conte, la donna va incontro a diversi cambiamenti ormonali. Nell'uomo accade questo? Per tanto tempo l'abbiamo bistrattato questo papà, perché questo papà, la donna va incontro a cambiamenti ormonali, fisici, la gravidanza, il parto, però adesso noi lo sappiamo, anche il maschio che diventa padre va incontro a un percorso che richiede del tempo e che comporta degli sconvolgimenti ormonali. Qual è l'ormone per definizione del maschio? Il testosterone. Sì. Sono andati a vedere perché certi maschi sono accudenti e mentre altri maschi sono padri poco accudenti. Sono andati a dosare il livello di testosterone, hanno preso 1 migliaio di maschi, li hanno seguiti in 5 anni, in questi 5 anni qualcuno diventava padre, qualcuno no. E che cosa hanno visto? Hanno visto che i livelli di testosterone nel padre accudente sono quasi 35-40% in meno. Capisce bene che non è soltanto quindi per il maschio che diventa padre, è proprio è una trasformazione identitaria, si dice. Cioè, il testosterone, che è ciò che mi rende maschio, deve andare un po' scemando. Perché? Perché se io ho testosterone alto resto in circolo. Deve lasciare spazio all'altra parte, quella più protettiva. Quella più protettiva. E lo sconvolgimento ormonale è uno sconvolgimento che porta sì un calo del testosterone e il padre crea in questo modo un legame. E al tempo stesso c'è un aumento di tutti quegli ormoni propri della mamma. L'ossitocina è l'ormone dell'accudimento, della relazione. Aumenta la vasopressina, aumenta l'estradiolo. Sono tutti ormoni che hanno come compito quello di aiutare il cervello del papà a sentire l'altro, a sentirne i bisogni, a essere pronto a rispondere ai bisogni del cucciolo o della cucciola. A me piace la frase "la natura pensa a tutto". Come lei ci sta dicendo è così. Veramente, decisamente.
quando dimetto i bambini dal nido, molte volte per stemperare le cose, no? Le piccole regole che do alle mamme di comportamento, stemperavo dicendo: mi raccomando, abbiate pazienza con questi poveri vostri compagni, perché voi siete andate incontro a uno stravolgimento biologico e vi siete preparate a divenire mamme, e loro no. Quanto di più sbagliato, è cambiato tutto, adesso sappiamo, gli studi recenti e i futuri studi ce lo dicono, lo sconvolgimento proprio biologico, comportamentale, psichico, mentale del papà è analogo a quello della mamma. Va incontro da compagno di vita, nasce il bimbo e viene messo brutalmente da parte, perché si crea una diade fortissima tra mamma e bambino. La mamma è totalmente presa nell'accudimento e protezione del bambino. E lì il gioco del papà, cioè quello che gli si chiede al papà è tanto: devi accettare di essere messo da parte, tollerare questa fase di transizione. È come se fosse uno sconvolgimento immediato, mentre nella madre, la madre avendo anche appunto, vivendo la gravidanza, fa passetto dopo passetto ogni mese, no? Dici bene, Sara. Quello che si sapeva e che si sa che, ad esempio, il cambiamento ormonale nel papà accade tardi, quasi a fine della gravidanza. Poi di questo ne parleremo dopo la pubblicità. Perfetto. Di questa parte. Benissimo. Adesso noi ci fermiamo soltanto per qualche minuto e ci rivediamo qui sempre con il dottor Gabriele Conte. A fra poco. Eccoci qui, siamo ancora col dottor Gabriele Conte, neonatologo della terapia intensiva del Burlo Garofalo di Trieste. Parlavamo proprio della figura del padre, perché questa è una puntata dedicata solo alla figura del padre. Dottor Conte, la donna si sente madre ancora prima di fare il test di gravidanza. Avviene questo anche nell'uomo o invece lui come si relaziona alla figura proprio del padre? Beh, noi siamo un pochino più lenti, perché il cambiamento nostro è notevole. Da coppia, quindi incentrati su di noi, il maschio tende a essere incentrato su di sé, no? Veniamo messi da parte durante la gravidanza, soprattutto alla nascita del bambino. Tutte le attenzioni della mamma sono rivolte al nascituro, il cucciolo, e per il papà questa è proprio una trasformazione identitaria importante, dove voi dovete considerare che oltre ai cambiamenti ormonali cambia proprio il cervello del papà. Che cosa succede? Succede una cosa meravigliosa. Se riusciamo a spiegarlo. Sì, sia nella mamma che nel papà aumenta la massa grigia. Ci sono determinate aree cerebrali proprio che aumentano di spessore, neuroni, connessioni. Ma mentre nella mamma, ad esempio, aumentano in tutte le aree, nel papà succede una cosa meravigliosa. C'è un'area, l'area orbitofrontale, che è l'area deputata a mantenere l'attenzione sui propri pensieri, che va incontro a una riduzione di spessore, perché il papà, per poter sentire fuori da lui, deve togliere attenzioni su di sé, mentre la mamma è un potenziamento di tutto. Voi siete fatte per accudire. Si dice che le donne siano un po' multitasking, no? Vero. Ma soprattutto le mamme. Vero. Proprio siamo in questo tema qui. Precisamente, hanno fatto degli studi, hanno visto che ad esempio noi maschi all'interno del cervello abbiamo due emisferi, l'interconnessione è all'interno dello stesso emisfero. Noi facciamo una cosa alla volta. Voi avete interconnessioni tra i due emisferi, siete multitasking, gestite più cose. Infatti lei prima ha detto l'uomo deve lasciare un attimo da parte sé e dire penso al bambino, no? Non riesce a fare esattamente due cose in maniera precisa. Esatto, è un'evoluzione potente. Devo mettere da parte il mio io, poi una cosa importante, devo accettare di essere esterno alla diade per definizione, che è quella mamma e bambino,
ma l'importante è non essere estraneo. Esterno, sì, lo sono, ma non estraneo. Come si fa? È difficile. Visto che lei è sia neonatologo e sia padre. Ho sofferto, non è stato facile. Pensavo che gli studi mi aiutassero a gestire e non è stata così semplice. La professoressa Lucangeli ci insegna che il padre dovrebbe cercare di essere tronco di sostegno per la mamma e al tempo stesso essere un fattore partecipante all'evoluzione dell'individuo. Quindi il papà è un papà materno, cioè un papà in grado di l'evoluzione anche del proprio cervello nel divenire papà, lo prepara ad essere accudente, aumentano quelle aree cerebrali profonde del nucleo, quelle più profonde del nostro cervello, che sono le aree accudenti, ma al tempo stesso il papà sviluppa anche quelle aree cerebrali un pochino più esterne della pianificazione. Noi siamo pianificazione, organizzazione, allora a casa la temperatura giusta, l'ovetto, è tutto preparato, mentre la mamma abbraccia. Però che cosa è stato visto? Che è fondamentale il ruolo del papà fin dalla gravidanza. Il suo sostegno è fondamentale. Decisamente. Pianifica, questo è a posto, questo ce l'abbiamo, e quello è lì. Pianifica, quindi la madre ha proprio bisogno di questa figura, perché appunto, come dice lei, essendo un contenitore di emozioni e anche, mi viene da dire, anche nel modulare, no? le fasi diverse della giornata, ha bisogno di una figura vicino, come dice lei, che sia un tronco. Certo, il papà ti toglie peso, no? Occupati di quello, il papà dovrebbe essere sostegno per la mamma proprio nelle attività pratiche della giornata e evolve poi, perché poi nei mesi successivi, quando il bambino cresce, è fondamentale anche che il papà non sia un papà soltanto normativo, è importante che dia le regole, ma diviene proprio un papà molto empatico. È fondamentale il ruolo del papà di empatia, il ruolo del papà di relazione emotiva. In questa foto vedete benissimo come il papà possa relazionarsi con il bambino. Lo può fare direttamente in sala parto. In sala parto quello che noi cerchiamo di fare è la separazione zero tra mamma e bambino. Questo che funzione ha? E quindi quando il bambino nasce viene messo pelle a pelle alla mamma. Questo che funzione ha? La funzione ha di favorire l'adattamento. Ci sono condizioni però dove questo non lo puoi fare, perché è ad esempio un cesareo o la mamma non sta male. E quindi noi che cosa proponiamo? È fondamentale la relazione, siamo mammiferi, evoluti. E quindi proponiamo molto spesso ai papà di fare quel pelle a pelle, di mettersi il suo cucciolo, pelle a pelle, e all'inizio c'era imbarazzo. Infatti stavo per chiederle com'è il papà in questa fase, si scioglie? Sì, all'inizio c'era un profondo imbarazzo e adesso quando viene proposto dice sì. Sì, subito. Subito, ma mi metto a petto nudo, sì, ma ho i peli, fa niente. E questa è una cosa importantissima, questa della relazione, è importante anche in questa seconda immagine che vedete, ad esempio all'interno della mia terapia intensiva neonatale. Cambia la funzione, si parla di canguroterapia, quasi a ripercorrere, a riprodurre quella relazione intima quando il bambino è ancora dentro nella pancia. La canguroterapia fatta in terapia intensiva, che si fa ovviamente con la mamma, ma in certi casi anche con il papà, ha la funzione proprio terapeutica di, intanto, migliora la sopravvivenza del mio neonatino prematuro, lo aiuta in una termoregolazione, lo aiuta in una relazione con la mamma, lo aiuta nella maturazione polmonare, si sta meglio. Ci sono tanti benefici. Se non si è soli. Questo è importantissimo.
Ma chi è il padre in quella finestra temporale di evoluzione cognitiva nei primi 1000 giorni di vita del bambino? Guarda, questa è una novità proprio recente, no? Noi tendiamo a pensare che la salute del bambino dipenda dal corredo genetico, metà arriva dalla mamma, metà arriva dal papà, ma non è solo questo. È fondamentale, ad esempio, che la mamma durante la gravidanza sia in uno stato emotivo adeguato, faccia una dieta adeguata, abbia dei comportamenti di vita adeguati. Perché? Perché questo suo modo di essere influenza lo stato di salute del feto. Non solo, è fondamentale anche il papà. Lo stato emotivo un papà depresso durante la gravidanza è un fattore di rischio terribile per la salute della mamma, condizioni di stress e ansia della mamma che alterano quella che viene chiamata la programmazione fetale. Cioè, la donna è emotivamente più aperta durante la gravidanza, dunque assorbe di più. È come un bimbo. Assolutamente. Il papà depresso aggrava terribilmente lo stato emotivo della mamma, perché i primi i mesi della gravidanza sono mesi di attesa, di emozioni, sentimenti, di paure. Come riuscirò, come gestirò, cosa vuol dire diventare padre? Io continuavo a chiedermela questa cosa. Quando è nato stava nascendo la mia secondogenita, una domanda che mi facevo, che mi sembrava stupida, dicevo, ma come si fa a dividere l'amore? E cosa si è risposto? Si è risposto? Mi sono risposto quando l'ho vista Carolina. Quando ho visto Carolina mi sono detto, ma non si divide, si moltiplica. Era 110 e adesso sarà 110. Mi sono tormentato gli ultimi mesi della gravidanza su dire, ma sarò in grado, no? Anche visto il mio ruolo. Magari molti se lo stanno chiedendo a casa. Invece state tranquilli, perché ecco perché si può fare 2 o 3 figli, perché si moltiplica ogni volta. Quindi è fondamentale il ruolo del papà, anche del papà. Prima, durante la gravidanza, una volta avvenuta la partecipazione del papà nel travaglio, hai un tuo punto di riferimento che ti sostiene in un momento in cui, ad esempio al primo parto, non sai niente com'è, come non è, quanto dolore, e quindi è fondamentale il ruolo di un papà che sia sostegno e sappia mettersi in gioco con empatia, educare il bambino alle emozioni, al saper gestire le emozioni. Se tu lo educhi così, gli dai gli strumenti per poter andare nella vita. C'era una frase bellissima che ho letto su un libro: molto spesso noi genitori tendiamo a guardare quanto cresce in altezza un bambino, perché ci dà l'idea del tempo che corre, no? E invece questa scrittrice ci diceva, è importante in realtà capire quanto radici l'ho aiutato a mettere, perché un albero tanto alto senza radici al primo vento va giù. Noi dobbiamo dargli gli strumenti. È bellissimo questo esempio. Meraviglioso, sì. Stiamo per finire questa puntata. Cosa si sente di dire ai padri che sono preoccupati, che ci stanno guardando? Magari ci sta guardando qualche futura mamma e poi gli fa vedere la puntata, che tra l'altro saranno tutte su YouTube. Cosa si sente di dire prima di salutare? Cercate di essere voi stessi, consapevoli delle fragilità, delle proprie fragilità, perché è un periodo appunto fatto sono mesi di ansie, mesi di paure, di sentimenti contrastanti. Siatene consapevoli e cercate con consapevolezza di godervi questo periodo, non soltanto da un punto di vista biologico, come vi ho detto, gli ormoni che anche per noi cambiano, il nostro cervello che si modifica, ma cercate di essere partecipi anche da un punto di vista psichico. Godetevi il momento, parlate con il vostro bambino, accarezzate la pancia, perché gli state dando degli stimoli. Avevano fatto uno studio meraviglioso dove mamme o papà che interagivano con la pancia della mamma davano delle stimolazioni vibratorie che rendevano quei bambini a livello tattile predisposti all'abbraccio. Quindi siate
siate presenti, siate empatici, siate emotivi, siate sostegno e godetevi questo percorso, perché quando si dice si diventa genitore e papà, lo si è per tutta la vita. Grazie dottor Gabriele Conte, noi ci rivediamo alla prossima puntata, non mancate perché parleremo di allattamento, svezzamento ma anche nutrizione infantile. Grazie per essere stati con noi.